Umberto Fracchi è stato un importante letterato del Novecento, con un legame molto forte con Casalza Ligure. Aveva una casa a Bargone e molto spesso ci tornava per riposarsi e cercare ispirazione. Anche per questo motivo il comune di Casalza ha creato un premio letterario dedicato a lui, che quest'anno sarà consegnato il 10 giugno. Oltre alla cerimonia ci sarà una 6 giorni di eventi a partire da martedì 6. Con la letteratura dei ragazzi, dei bimbi più piccoli, per poi andare ad una tavola rotonda il giorno dopo di mercoledì, dove ci saranno i docenti universitari, la collaborazione degli istituti scolastici del territorio, gli studenti. Le giornate di giovedì e venerdì sono dedicate a presentazioni di libri. Per cui ci saranno Vitali nonché altri autori che presenteranno le loro ultime attività letterarie. Il 10, oltre alle premiazioni, ci sarà una concentrazione di iniziative collaterali. Siamo con il concerto dell'Alba, un concerto di musica rock che si tiene all'alba, con poi la colazione che viene servita nel Parco Letterario a Bargone al termine di questo spettacolo e con l'ideazione, diciamo così, di piccola pasticceria dedicata proprio alla figura di Umberto Fracchi. Prevista anche una sorta di piccola fiera del libro. Quindi sono già pervenute molte richieste di editori più grandi e più piccoli per presentare i loro prodotti letterari, e poi ci saranno anche degli autori come il nostro Mario Dentone che presenterà i suoi libri, anche Bruno Gambarotta che è un altro autore che interverrà. Il giorno dopo, la domenica, ancora una parte di attività culturali, e poi ci sarà proprio lo spettacolo con il cantautore Napo.